Con la fiaccolata dell'amicizia tra i popoli, la 74esima festa del mandorlo in fiore entra nel vivo. Dopo l'accensione del tripode di ieri alla Valle dei Templi, ieri sera i gruppi tutti insieme a percorrere la via Atenea con le fiaccole accese, danzando e ballando e mostrando i loro costumi caratteristici. È un bagno di folla che ha gradito lo spettacolo, che per tutta la serata li ha visti protagonisti anche dell'evento durante la notte bianca dei patrimoni, in programma per le vie del centro storico. In tarda serata anche l'esibizione dei Voladores, gli uomini volanti, in piazza Vittorio Emanuele. Il sindaco nel suo intervento ha portato il saluto di benvenuti nella nostra città ai partecipanti alla festa e ha ritenuto di ricordare chi l'anno scorso ha perso la vita proprio durante la fiaccolata, il francese Jean-Marc Baudard, nel mezzo dell'evento, e Greta Thunberg, giovane svedese che lotta per l'affermazione della difesa dell'ambiente. Jean-Marc Baudard, questo marciatore belga che un anno come oggi, in occasione della fiaccolata dell'amicizia, per un tragico destino ha perso la vita. A lui abbiamo dedicato uno spazio del Museo dei Filippini l'anno scorso e quest'anno il commosso pensiero va a lui, il ricordo di questa sua presenza qui ad Agrigento, gioiosa ma anche tragica. E l'altra dedica è a questa giovane svedese, sedicenne, Greta Thunberg, che con questa sua grande forza lancia questo messaggio di difesa dell'ambiente perché sia preservato per le future generazioni. Mandorlo in fiore, oltre a concordia, pace tra i popoli, e anche questo, buoni messaggi per il mondo. Quiere que hable sobre nuestra cultura, sobre las danzas que muestran. Hanno cercato di portare un poco tutto il folklore delle regioni del Bolivia. Hanno portato delle danze che sono preandine e questo vestito rappresenta una regione che si chiama Chúcar. La Diablada y esta danza que se llama Chutas. Bueno, el grupo de voladores lo que hace es hacer un ritual. Rappresentano un ballo fatto da 4 persone più una che è un uccello, un pájaro, e rappresentano i 4 punti cardinali che si girano ed è un rituale. El fuego, la tierra, el agua, el aire. Tradizionalmente è l'evento più suggestivo e che naturalmente si ripete con la stessa intensità, se possiamo dire ancora più accentuato dalla numerosa presenza dei gruppi insieme anche ai bambini del mondo. L'evento entra nel vivo anche quest'oggi, ieri con l'accensione del tripodi, oggi con la fiaccolata. La città accoglie i patrimoni, la città vuole i patrimoni all'interno delle sue strade, delle sue viuzze, perché la città cerca il mandorlo in fiore. Il mandorlo in fiore vuole stare con la città e questo è un bene per tutti e questo è un bene nel segno della tradizione.